Il progetto nasce come progetto Olga e Giuseppe, che vede assieme le tre Caritas diocesane di Udine, Concordia Pordenone e Vittorio Veneto. Il perché di queste tre Caritas diocesane è la situazione confinante e anche perché attraverso queste tre Caritas passa la strada statale Pontebana, sulla quale, si trova anche nel libro, raccontato nel libro, c'è sempre stato un grande traffico di tutto, compreso della prostituzione. Il progetto nasce per volontà quindi delle Caritas diocesane e ha come obiettivo puntare l'attenzione sul cliente e puntare l'attenzione sulle comunità di accoglienza. Infatti tutte e tre le Caritas diocesane hanno delle comunità di accoglienza per vittime di tratta. All'interno di questo progetto, oltre una fase di sensibilizzazione, eccetera, è emerso anche la volontà di strutturare una ricerca e di strutturare poi delle interviste con le responsabili delle comunità di accoglienza al fine di collegare il percorso del cliente al percorso dell'integrazione sociale delle vittime di tratta, che viene previsto anche dall'articolo 18 della legge 286 del 98, la legge turco-napolitano sull'immigrazione. L'indagine voleva capire chi sono i clienti, l'atteggiamento dei clienti, il comportamento dei clienti nei confronti delle prostitute, ipotizzando che alcuni almeno dei clienti provenissero anche dal mondo cattolico, cosa che in parte è stata anche confermata. Su questo ovviamente noi abbiamo tentato di intervistare alcune realtà che ci sembravano testimoni significativi. Innanzitutto le donne che si prostituiscono, e abbiamo intervistato attraverso un gruppo di lavoro alcuni operatori che hanno intervistato queste donne, 51 donne. Poi abbiamo pensato che era opportuno intervistare operatori sanitari che a diverso titolo potevano aver avvicinato clienti o familiari dei clienti. Abbiamo scoperto che alcuni familiari di clienti hanno chiesto informazioni, dubbi a medici, a psicologi, ad assistenti sanitari. E poi abbiamo pensato di intervistare dei sacerdoti e abbiamo intervistato 27 sacerdoti delle 3 diocesi, ovviamente in modo molto segreto, anonimo, se hanno avuto occasione di trattare il problema con persone che sono andate o a confidarsi o a confessarsi rispetto a questa tematica, ottenendo una risposta non completamente positiva, nel senso che circa il 70% ha detto di sì, altri invece hanno detto che non era successo loro di avere persone che avevano confidato questa tematica. Alla fine ne è uscito un quadro del cliente. Com'è il cliente tipo? Il cliente tipo è la persona sostanzialmente normale, appartenente alle diverse classi sociali, prevalentemente di età adulta, almeno nel 70% dei casi, nel resto dei casi sono soprattutto giovani alla prima o alle prime esperienze sessuali. Qual è l'elemento centrale che abbiamo notato? Che le motivazioni sono diverse. Si va dal cliente che sostanzialmente sperimenta sesso, tra virgolette, in forma mercantile, io pago e tu mi dai una prestazione, al cliente che va dalla donna per parlare di sé, per parlare dei propri problemi, per parlare dei propri problemi familiari, a volte del lavoro, del più o meno buono rapporto con la compagna,
a clienti invece che vogliono sperimentare situazioni sessuali che non riescono, almeno nel loro criterio ovviamente, a vivere nel contesto familiare. La cosa che più tra virgolette fa pensare dal lato, sto pensando alle risposte di molti sacerdoti che hanno avuto o come confidenza, come racconto, oppure in confessione, che spesso anche il cliente che proviene dal mondo cattolico ha sensi di colpa, si impegna, tra virgolette, ad evitare per il futuro, però ha sensi di colpa verso la propria compagna, verso il proprio nucleo familiare di riferimento, non ha sensi di colpa verso la donna che ha usato. Emerge quindi una... Perché questo? Perché evidentemente il pagare sostanzialmente significa io compro una prestazione dentro una logica mercantile che probabilmente è entrata dentro la coscienza e i pensieri anche di molte persone, anche provenienti dal mondo cattolico. Questo è sostanzialmente questa immagine anche simbolica oltre che materiale del pagamento della prestazione rende sostanzialmente indifferente verso la persona in quanto tale, che invece ha espresso la prestazione e che invece proviene da una storia spessissimo di sfruttamento, di tratta. Come riescono ad uscire da questo giro ed arrivare a voi queste donne? Allora, l'uscita può avvenire in modi diversi. Anzitutto attraverso le forze dell'ordine stesse che facendo nel territorio, facendo delle operazioni cosiddette di sicurezza, vengono a contatto con queste persone, le quali, essendo senza documenti, vengono portate poi in questura e gli viene consegnata la carta attraverso la quale loro vengono espulse. Di fatto poi la carta viene buttata e le persone restano, però a volte anche accettano di entrare invece nel circuito dei programmi di integrazione e di fare la denuncia. Un'altra strada può essere il cliente. Noi abbiamo diversi clienti che hanno portato alle associazioni che ormai sono conosciute dappertutto, in tutta Italia, alle associazioni che si occupano dei progetti, hanno accompagnato le persone e quindi poi attraverso una verifica che viene fatta dagli operatori nel primo colloquio nei primi colloqui si cerca di capire se la persona ha elementi di denuncia e comunque se c'è una situazione di sfruttamento. L'altro canale può essere benissimo una crisi che sta attraversando la ragazza, tipo un aborto particolarmente difficile fatto in casa da loro, tipo una gravidanza, tipo una malattia, per cui la persona viene espulsa praticamente dall'organizzazione e si trova in un certo senso senza nessuna sicurezza, per cui molto spesso si appoggia a qualche cliente per poi entrare nelle associazioni e quindi nei progetti. Questo momento di verifica dura in genere 15-20 giorni, anche un mese, dove si cerca di capire appunto meglio la situazione in cui si trova la giovane, ma anche e soprattutto la sua volontà di integrarsi nel tessuto italiano attraverso un percorso diverso. Quando sei arrivata qua in Italia? 2001, 1 febbraio. E cosa è successo quando sei arrivata? E come è arrivata mi hanno mandato su strada per fare la schifezza. Come che io dici che non vado, mi stai sempre più chiaro. Così dopo di un anno io scappato, è andato da Cagliari, mi hanno trovato di nuovo, mi hanno mandato a Puglia. Da Puglia mi hanno portato con un'amica
Dopo mi dici, quando io vado al lavoro mi dici che i soldi non ne bastano, e dici non sta bene, non posso perché è troppo freddo. Quando piove mi dici rimani là. Dici non posso rimanere sotto la piove, dici non mi interessa, basta che mi porti i soldi a casa. Così sempre, sempre, mi chiama sempre. Dopo io è andato via da quella casa dove mi ha messo, io andare in un'altra parte, un'amica che io trovo dove lavoro. E mi ha trovato di nuovo, perché è la stessa città, mi ha trovato di nuovo. Mi dici, mi devi pagare per forza. Io dici, io stanca, non ce la faccio più, quella soldi non è poco. Non mi ha detto così prima di mi portato qua. Mi dici, non mi interessa, tu stai già qua, devi fare quella che dico io. L'ultimo giorno che io sono andato via proprio, mi hanno trovato domenica mattina, io stavo andando a chiesa. Mi dici tu che fine hai fatto? Io non rispondo, io stavo a camminare. Mi hanno dato pugni sulla qua, dietro. Io vado caduta sul muro di ferro di fermata di autobus. Come io ho visto che mi ho spicchiato veramente, mi dici come mi è massa? Non succede niente, tanto in Italia non si massa, se uno massa le persone, non si massa quell'altra. Come arriva la polizia, io vado sulle gallerie e basta. Tu già muori, tua famiglia non ti trovate più. Io dici tu non mi posso fare niente. Mi dici sì, si può fare niente, si ammassa, non succede niente. Così come io ho visto che stava arrabbiato forte, io ho scappato proprio via. Ecco perché io sono tornato questo qua, questa zona. Costringeva a prostituirti tutte le sere? Sì, sì, la sera e mattina. Ho detto basta che porti i soldi a casa. Se non porti, dici i soldi dove hai messo? Dici non c'è lavoro, c'è neve, c'è piove, dici non mi interessa. E poi sei riuscita a scappare. E dove sei andata? Io prendo il treno che va a Venezia Mestre. Dopo io ho trovato una signora, io chiedo aiuto da lei dice non posso fare niente. Mi hanno mandato da comunità da Udine mi hanno portato qua. E qua adesso che cosa stai facendo? Un progetto di recupero? Adesso io sto studiando a Codenos, io sono andato a cucire fuori in ginetto sempre a Codenos. C'è qualche parte, sempre a Codenos, a fare i dolci, biscotti, là. E adesso che cosa vorresti fare? Io, se mi trovi un lavoro, va bene. Stai cercando quindi lavoro? Sì, cercando il lavoro. Dove vivi, da sola, con qualche amica? Sì, con qualche amica. Hai ancora paura? Come io sto qua, non ho paura più. Non ho paura più. Io, l'ultima volta che io venire qua, dici, se venire qua non è che mi fare là. Qua io ti chiamo carabinieri subito. Perché adesso non ho paura più. Come sta là non c'è nessuno. Se mi massa veramente là, non succede niente. Nessuno sapeva che è successo. Ecco perché io ho paura. Come io sto qua, se io ho visto qua, veramente io chiamo carabinieri. Adesso io non ho paura più. Hai denunciato i tuoi aguzzini? Sì. C'è un aspetto che oggi merita di essere sottolineato, è la dignità della donna. Ho in mente ciò che scrisse Giovanni Paolo II ancora 23 anni fa nella lettera sulla dignità della donna. Lui parlava del genio femminile e sottolineava come alla fine è la donna che salva l'uomo, e perché la donna vede le cose attraverso il cuore. E non sarà tanto la scienza e il progresso scientifico che garantirà il futuro, ma è soprattutto questa sensibilità e questa ricchezza di amore, questa tenerezza e questa caratteristica di ricchezza interiore che solo la donna ha e che può dare all'umanità ancora un volto che sia un volto che rasserena.
Mi piace poi mettere in evidenza che questo genio femminile, che tante volte viene ignorato, anzi viene calpestato da tutta una serie di abusi contro la dignità della donna. Questo genio femminile nella storia della Chiesa ha dato prova di realizzarsi in donne di una grandezza straordinaria. E la storia della Chiesa è una storia che soprattutto è andata sempre sviluppandosi e superando anche momenti forti di crisi, se posso esprimere così, a partire dalle ginocchia e dal cuore delle donne, perché è sulle ginocchia di mia madre che io ho imparato le cose fondamentali della vita. Ho imparato tante altre cose successivamente, ma quelle che reggono l'orientamento, il senso stesso della mia esistenza me le ha trasmesse mia madre. E credo che ognuno possa e debba dire questo, perché ognuno ha cominciato la sua esistenza sotto il cuore di una donna, nel grembo di una donna. Guardiamo anche il lato positivo di quello che emerge da questa ricerca, anche tanti atti caritatevoli a favore di queste donne per aiutarle ad uscire. Mi piace che lei ricordi che c'è tutta questa rete, questo intreccio che talvolta resta in ombra, e perché anche di ciò che avviene all'interno delle nostre comunità cristiane siamo così inclini istintivamente magari a cogliere le ombre e non vedere quelle luci che sono quelle stelle che in certo senso ancora orientano nel cammino verso il futuro. Mi pare che questo volume testimonia un lavoro fatto con testa e con cuore, e chiamando le cose anche con il loro nome, e quindi facendo emergere anche da un punto di vista costruttivo quali possono essere gli interventi che vanno a sanare quelle ferite e a superare quelle negatività che purtroppo la cronaca di ogni giorno costantemente magari anche deve evidenziare, ma ingigantisce, perché di tutto quello che invece c'è di attenzione e di comprensione e di ricerca, di facilitare il superamento anche di momenti complessi, di questo tante volte non si ha notizia e non si percepisce la grandezza. Sto pensando anche ad alcuni episodi in questi ultimi giorni, anche relativi a delle situazioni dolorose che si sono create qui anche in diocesi, e come anche attraverso l'accoglienza anche solo temporanea nella nuova struttura che la diocesi ha aperto, Casa Madre della Vita, possiamo dare una mano proprio quando qualcuno non sa dove bussare. Diciamo che qua si può anche vedere, Sua Eccellenza, la fragilità dell'uomo, che ricorre alla mercificazione. Certo, credo che anche una recente grossa manifestazione a livello nazionale, su cui magari ci possono essere anche pareri diversi da un punto di vista di valutazione politica, ha però mostrato che, almeno a mio avviso, c'è una ripresa di un desiderio di mettere in evidenza come la donna non può essere ridotta a oggetto, non può essere ridotta a merce, e non può essere ridotta solo a spot negativo pubblicitario. La donna ha una sua grande dignità, meriterebbe qui di ascoltare alcune parole che sono la conclusione di una lettera alle donne ancora di Papa Giovanni Paolo II, una lettera scritta con data 29 giugno 95.
E gli diceva, specialmente nel molteplice suo donarsi agli altri nella vita di ogni giorno, che la donna accoglie la vocazione profonda della propria vita. Lei che forse ancor più dell'uomo vede l'uomo, perché lo vede con il cuore. Lo vede indipendentemente dai vari sistemi ideologici o politici. Lo vede nella sua grandezza e nei suoi limiti e cerca di venirgli incontro e di essere di aiuto. In questo modo si realizza nella storia dell'umanità il fondamentale disegno del Creatore e viene alla luce incessantemente nella varietà delle vocazioni la bellezza non soltanto fisica ma soprattutto spirituale che Dio ha allargito sin dall'inizio alla creatura umana e specialmente alla donna. Auguri a tutte le donne e anche a lei. Oglau, Foni, Otto, Minitaris.